3 muri originali realizzati dall'artista britannico di strada Banksy saranno il fulcro di una mostra che si terrà al Museo M9 di Mestre dal 23 febbraio. 3 straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Firma così il suo ingresso da direttrice della struttura Serena Bertolucci, alla guida del museo che ha chiuso il 2023 con 100.000 presenze complessive, segnando una crescita del 43% sul 2022. Ecco il messaggio a mestrini e veneziani. Di credere in questo luogo perché ha un'unicità, è unico in Italia e già solo per questo si deve percepire come una grande occasione. E io sono a disposizione innanzitutto per ascoltarli. Ho già incontrato tante associazioni, tanti gruppi, ma sono qui per imparare e conoscere i mestrini. Quindi davvero avere fiducia perché possiamo fare delle cose grandi insieme. Io l'ho scelto appositamente questo luogo anche con il cuore perché ho un debito da saldare con questa comunità. Mio padre era navigante, stette male qui, fu curato all'ospedale di Mestre. Ma per il futuro dell'M9 l'obiettivo è anche un consolidamento a livello nazionale e più coinvolgimento del territorio, dei veneziani e dei mestrini. Non solo un museo, ma un luogo di cultura. Quindi abbiamo creato, credo, i presupposti per continuare in una crescita. Oggi la parola chiave è slancio, nuovo slancio, perché il museo è maturo per fare quel salto di qualità che tutti vogliamo e che la città si merita. Incontri e visite guidate in bicicletta da Venezia a Mestre saranno organizzate durante il periodo della mostra, a esprimere un rapporto di stretta integrazione tra le due città che è al centro della visione della nuova direzione.